Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Buongiorno Alessandra, Pop Economia Rumore. Prima di iniziare ricordo subito il numero WhatsApp 340 670 9659. A te la linea Alessandra. Grazie Natalia da lassù, dalla regia, grazie ancora. Selli, indomito e libero Vasco Rossi qui a Radio Libertà. Senti come piove, senti che bel rumore. Vediamo allora, come dice Vasco, cosa ci può crollare addosso e cosa no, perché la vita è un brivido che vola via. Tutto un equilibrio sopra la follia, mai frase, mai pensiero più appropriato. È martedì 12 maggio. Bentrovate cari amiche e amici di Radio Libertà, Pop Economia Rumore. Martedì carico di notizie e di tanto rumore e tanti ospiti in puntata. Cominciamo allora con una buona notizia, i segnali incoraggianti per la produzione industriale che è cresciuta secondo l'Istat per la seconda volta consecutiva nel mese di marzo, registrando un aumento mensile dello 0,7 rispetto al mese di febbraio, mentre flessione per i beni di consumo e indovinate un po' per l'energia, ma lo vediamo tra poco con il Codacons. Ma la cattivissima davvero notizia si chiama oggi Electrolux. Scoppia il caso, chiude la fabbrica di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona e annuncia, sentite un po', 1700 esuberi su 4500 lavoratori. Proclamate, leggo qui, 8 ore di sciopero, i sindacati sono in fiamme, neanche a dirlo, e poi spunta pure, indovinate un po', lo state sentendo, lo starete seguendo in queste ore, l'antivirus ed è panico, terrore, paura. Il mainstream, i giornaloni questa mattina hanno tutti titolato in prima sull'antivirus, ma la domanda di oggi è questa: dopo il Covid siamo davvero capaci di distinguere tra la paura, il panico e la vera emergenza? Sul finire della puntata ci sarà qui con noi, non andate via, 16:45 in punto, il professor Nicola Petrosillo, infettivologo, uno dei massimi esperti del Policlinico Campus Biomedico. Ci faremo dire di tutto, di più. Ma cominciamo punto per punto. Voliamo subito prima ai piani alti, in borsa, piani alti altissimi, molto chic, per poi scendere a terra con la nostra borsa della spesa, dove abbiamo troppe bollette da pagare e sempre le più care d'Europa. E allora quando parlo di borsa, quando parlo di mercati, faccio un solo nome: Buddy Fox, narratore delle cose di borsa, ha una rubrica fantastica, panino e listino, che attrae, vi assicuro, anche chi non ama i piani alti. Buddy Fox, sei in linea? Ci sono, buongiorno a te e a tutti i tuoi radioascoltatori, grazie per l'invito. E allora prendi l'ascensore e vieni giù, vieni qui da me che sono sull'economia reale, che sono per terra, perché tu sei nei piani alti, è così Buddy? Perché è tanto slegata la borsa, sono tanto slegati la borsa e i mercati dall'economia reale, secondo te? Ma sto con lo sguardo lungo ma i piedi sempre ben piantati a terra, come diceva il poeta.
E direi che viaggiamo sempre su dimensioni diverse, perché sembra che il mondo stia come al solito cadendo, rovinandosi, mentre le borse sono addirittura su nuovi massimi. Cioè fino a 2 mesi fa si parlava di possibile inizio di una nuova grave crisi, della recessione, il Fondo Monetario diceva sta arrivando la recessione. Invece è passato meno di un mese e le borse sono come in una fase euforica, come ci fosse un boom economico. La spiegazione sul filo della follia, come dice Vasco Rossi, come canta Vasco Rossi, secondo te? Da un certo punto di vista Vasco Rossi è perfetto, però potremmo dire che da un altro punto di vista, siccome le borse anticipano sempre, questa cosa che abbiamo sentito dire sempre negli anni, ti potrei dire che le borse stanno navigando su una nuova dimensione, che è quella del nuovo mondo. Il mondo reale sta andando un po' in mezzo a un disastro, in mezzo a una turbolenza, ma le borse stanno guardando a un nuovo mondo che è in costruzione, che è il mondo virtuale, quello della tecnologia. E qua ti fermo, Buddy, perché lo so che tu vai sempre su questo punto. È una cosa da dirti, anzi molte, ma cominciamo da questa. Bolla, una parola che sicuramente conosci meglio di tutti, però questa volta è la bolla della AI, lo dico in italiano, intelligenza artificiale, che, dice qualcuno, pericolosa è questa bolla, cioè come ai tempi del 1999-2000. E lui che lo dice è diventato famoso in tutto il mondo per aver previsto e anche approfittato dello scoppio della bolla dei mutui subprime, quella del 2008. E se ti dico grande scommessa e se ti dico questo nome, Michael Burry, che mi dici? Allora, il nome nell'ambiente è super conosciuto, che è Dr. Burry, che è stato colui che per primo ha scommesso sulla caduta del mercato immobiliare americano, e sappiamo che ha guadagnato tantissimo, ha fatto uno studio, un investimento perfetto, perché nel 2008 c'è stata la crisi immobiliare. Però devo dirti una cosa qui per farti capire, soprattutto per non allarmare chi ci ascolta, gli investitori. La bolla probabilmente facci capire anche i consumatori, perché dalla bolla poi dobbiamo andare a terra, tu lo sai, come la vedo io. Esatto, sì. La bolla c'è, probabilmente si gonfierà e probabilmente a un certo punto scoppierà, come sempre è successo in passato, però non così nell'immediato come dice Burry, e ti spiego per un motivo molto semplice, perché l'elemento importante nello studio dei mercati e negli investimenti è la conoscenza in tutte le sue forme e declinazioni. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando uno conosce un qualcosa di importante lo tiene per sé, e se la conoscenza è per pochi ha un grande valore. Quando la conoscenza è per tanti, il rendimento, come si dice, si diluisce. Ti faccio un esempio molto semplice. Ecco, facci un esempio per farci capire questo concetto che sembra molto profondo, Buddy. Andiamo più in profondità, facci un esempio. Sì, allora, ad esempio, una società X è in odore di un'offerta, quella che si chiama OPA, cioè offerta pubblica di acquisto. Quando la conoscono in pochi, c'è la possibilità di comprare quello strumento a un valore molto basso. Quando l'offerta invece viene lanciata ufficialmente sul mercato, che ne so, sulla società X è stata lanciata un'OPA, l'investitore medio dice adesso vado a comprarla perché allora ho un'occasione di rendimento, potrò guadagnare tanto, ma nel momento che la va a comprare, quando l'offerta è stata annunciata, il prezzo è già stato fatto, quindi non c'è più la possibilità di guadagnare. Questo perché la conoscenza in quel momento è alla portata di tutti, il rendimento non c'è più. Cosa c'entra tutto questo con Burry? C'entra perché Burry, quando nel 2007 era sconosciuto, aveva la possibilità di fare degli investimenti e degli studi che erano conosciuti a pochi, e quindi c'era la possibilità di avere un enorme rendimento se lo studio era buono, fattibile. Oggi che Burry viene seguito da tantissimi, magari non dalla casalinga di Voghera, ma dai piccoli investitori, da quelli che fanno trading, la conoscenza è alla portata di tutti, quindi il valore diminuisce, perché sul mercato la cosa più difficile è quella di ripetersi. Ti faccio un altro esempio molto semplice: Nouriel Roubini, che è conosciuto come il profeta di sventura, quello che ha predetto anche lui la crisi del 2008, come no? dopo aver fatto questa grande previsione, ha previsto sempre recessioni, ma non ce ne sono più state. Questo perché quando
si diventa famosi e quindi la conoscenza sia di uno strumento che del personaggio è alla portata di tutti, il valore diminuisce. Quindi sono d'accordo con Barry che c'è una possibile bolla, lo dice anche Tudor Jones, che è un altro famoso investitore, ma dal mio punto di vista è ancora lontana da scoppiare. Ovviamente ci saranno le correzioni, ma non saranno lo scoppio della bolla. E ti dico perché, e poi concludo, perché prima dovranno quotarsi tutti i grandi nomi dell'intelligenza artificiale tipo Anthropic, tipo OpenAI, e nel momento che queste saranno entrate sul mercato e avranno creato una certa euforia, allora saremo lì sulla strada diretti verso lo scoppio della bolla. È chiaro, Buddy, è chiaro. Ciò che mi ha colpito in tutto questo, della grande scommessa di Barry, sai cos'è? Quel che lui accentua, quel che lui calca, e cioè il grande divario tra economia reale che vive di incertezze, e i mercati che toccano i nuovi record. È questo il titolo che più mi ha colpito. Questo divario, che sappiamo essere ormai certificato anche a causa della grande inflazione, è reale? È vero? O è anche questo un allarme? Ma allora, c'è un divario che è enorme, come quello tra ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri, quindi c'è una divaricazione in molti campi, però quello su cui io insisto è che le possibilità di crescita dell'intelligenza artificiale sono ancora enormi, perché si sta costruendo, e torno al punto iniziale, un nuovo mondo, che è quello del mondo virtuale. A inizi 2000, dopo lo scoppio della prima bolla, quella della .com, ci fu un sito, fu creato il sito, quello di Second Life, cioè la tua seconda vita, il tuo avatar, i negozi che si creavano sulla rete. Ecco, dal mio punto di vista, quel mondo lì era una giusta direzione, però troppo in anticipo rispetto a quello che vedremo oggi, perché c'è un mondo reale che ci fa sempre più paura, che è il mondo vecchio, quello su cui comunque abitiamo, e c'è un mondo nuovo, che è quello virtuale, quello creato dalla tecnologia, che deve essere ancora costruito e che nasce nel 2000 con la diffusione delle tecnologie di internet, con la diffusione di massa. Lì si deve costruire ancora molto, quindi si deve investire, ci si deve mettere denaro, si creeranno nuove aziende e quindi ancora possibilità di crescita, non voglio dire infinite, ma di grande potenziale. E allora, Badi, il mondo virtuale fa paura, è inutile dirlo, fa paura a tutti, la tecnologia, questa intelligenza artificiale che quasi non riusciamo a governare già fin d'ora. Però poi c'è quel mondo reale, che è il mondo delle bollette, insisto, che sono e restano le più care d'Europa. Ne parliamo adesso tra un po' con il Codacons, il presidente del Codacons, e vediamo come, perché qui la questione è una sola, bisogna difenderci, no, da queste bollette. Secondo te, per tornare dagli altipiani fino a terra, perché nel mondo reale, in questo mondo, in Italia, in Europa, ma soprattutto nella nostra Italia, le bollette per noi sono le più care d'Europa? Riesci a spiegarcelo con il tuo modo di dire, con il tuo metodo e con la tua narrazione? Allora, io non sono Davide Tabarelli, che per me è il luminario d'Italia, che tu più volte hai ospitato in tema di energia. Preparati che la prossima volta sarai con lui, quindi te lo dico subito, preparati così vediamo dall'alto al basso come possiamo fare, il Tagadà come va, dimmi pure, dici pure. Ti posso dire semplicemente che io è da anni che sento ripetere che bisogna fare investimenti in energia, che bisogna fare investimenti infrastrutturali, che si parla di riportare in vita, in attività le centrali nucleari, oppure aumentare gli investimenti nelle energie alternative, e ci sono stati molti momenti in cui il prezzo dei combustibili fossili, che sono ancora il principale materiale per l'energia a livello industriale, ci sono stati molti momenti in cui questi costavano pochissimo e c'era la possibilità di fare operazioni lungimiranti, di investire preparandoci ai momenti che sarebbero stati di difficoltà, che possono riguardare i conflitti o che possono semplicemente riguardare quello che stiamo vivendo, e cioè lo sviluppo di un'industria che è altamente energivora, cioè ha bisogno di energia. Io l'anno scorso ho fatto la previsione sul rialzo del petrolio, non perché sono Davide Tabarelli, ma semplicemente perché so
che la tecnologia ha bisogno di tanta energia e in questo momento l'energia arriva soprattutto dalle fonti combustibili. Ecco. Quindi il problema è che la politica in Italia, di qualunque colore, di qualunque parte facesse, fosse di destra o di sinistra, ha sempre procrastinato e noi ci ritroviamo ogni volta nei momenti di emergenza a dover affrontare delle difficoltà perché non sono state fatte delle politiche di investimento. Chiaro, nelle energie. limpido, giusto, corretto, lo diciamo sempre. 16:16, avrei tante cose da chiederti, ma ci aspetta il Codacons. Ti do un minuto, Buddy, perché voglio dire questa cosa con te. La settimana scorsa io ho ospitato qui a Pop Economia, in diretta in collegamento su Radio Libertà, Giordano Riello, direttore commerciale dell'Airmac, fondatore di M+, un giovane temerario, capitano d'impresa, erede di Riello, porta il nome di suo nonno Giordano. Un esempio di impresa importantissima del Made in Italy, italianità, lui ha calcato molto questo aspetto. Cosa ci ha detto? Cosa mi ha detto? Per colpa dei talebani green noi siamo dovuti fuggire da Riello in America e apriremo uno stabilimento nel 2027 anche per proteggere i lavoratori. Questo te lo dico per rafforzare quello che tu dicevi sull'energia e sul fatto che non siamo autosufficienti e abbiamo fatto scelte sbagliate, ma anche perché voglio connettermi alla notizia del giorno, quella che ho detto in anticipo, l'avrei ascoltata. Il problema, il dramma di oggi si chiama Electrolux. Una battuta su questo, Buddy, una proprio battuta velocissima. Ma guarda, io arrivo da quel territorio e avevo anche degli amici che lavoravano all'interno, anche ai piani alti. E io la crisi dell'Electrolux la sento da più di 10 anni, da quando si faceva cassa integrazione, da quando i lavoratori venivano portati a lavorare in maniera, per così dire, intensiva, perché quando arrivavano le commissioni si terminava la cassa integrazione, si andava al lavoro anche intorno a Ferragosto, quindi la volontà di chiudere e andarsene c'è da molto tempo, stanno semplicemente dal mio punto di vista trovando sempre la scusa che può essere affidata a chi ha le energie alternative o qualsiasi altra cosa, però c'è una volontà a non voler continuare l'investimento, purtroppo aggiungerei. Perché e allora ai tempi di devo Zanussi, chiudere purtroppo, promettimi che martedì te lo strappo in diretta, sarai qui martedì prossimo, dobbiamo finire di parlare di questo, dobbiamo parlare della Fed, dobbiamo parlare di tante cose, chiamerò anche Tabarelli, ci sarai sì, vero Buddy? Te lo strappo io però, e sì. se mi fai dire un'ultima cosa, Velocissimo Buddy, perché altrimenti il prossimo ospite. Se posso dare un suggerimento, date un'occhiata e fate attenzione a quello che succede in Inghilterra, perché lì potrebbe esserci una crisi che potrebbe coinvolgere tutta l'Europa. E ce la facciamo fino a martedì o la crisi scoppia prima? Ma speriamo di arrivare a martedì, dai. Arriviamo a martedì, allora qui martedì alle 16 ci sarai, grazie Buddy Fox, grazie mille, a presto. Grazie a voi, un saluto a tutti. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Tu lo senti, Natalia, il mare dentro la conchiglia? Cominci a sentirlo? Sì, dai, iniziamo a sentirlo. Sì, dai, iniziamo a sentirlo. Lei, presidente di Ascenso, avvocato di Ascenso, presidente del Codacons, comincia a sentire un po' il sapore di sale e il mare dentro la conchiglia? Diciamo che lo scorso weekend, sabato, c'è stata una bella giornata, insomma, qui a Roma nei dintorni, perché un pochino iniziamo a sentire il profumo del mare e della salsedia, insomma, speriamo che sia di buon auspicio per quest'estate. E allora ben trovato, anzi ben ritrovato, lei qui ormai è di casa, estate 2026 sarà rovente, non so se ha sentito, ci sarà, tirerà il super El Niño, che è un fenomeno climatico ciclico, leggo qui, legato, indovini un po', al riscaldamento anomalo, quindi tutta un'anomalia, ma non è più un'anomalia perché sta diventando la regola.
Le bollette, quelle più care d'Europa, io insisto, persisto, tutti i martedì ne parlavamo poco fa con Buddy Fox, come le evitiamo queste bollette bollenti? Infatti è un bel problema perché da quello che abbiamo letto e sentito gli aumenti saranno di circa 2 gradi, almeno 2 gradi già a partire da giugno. Quindi col costo attuale dell'energia siamo preoccupati non solo noi italiani ma in tutta Europa. E quindi dobbiamo ragionare in termini di efficienza energetica, cioè ognuno di noi deve cercare di fare il possibile per aiutarsi a risparmiare, insomma, quindi l'abbiamo sempre detto ai vostri microfoni, ma non dobbiamo mai smettere di ragionare insieme su come essere più sostenibili e come aiutare a contenere il costo della bolletta che ad oggi, insomma, si stima, questo ce l'ha detto anche il Fondo Monetario Internazionale, insomma, il caro energia può portare un aumento da circa 450 euro su base annua per le famiglie, insomma, quindi è un tema scottante, passatemi la battuta. E allora noi ci anticipiamo, come lei sa, sempre, perché adesso ci sarà, sì, c'è il caro energia, ci sarà il caldo bollente, ma poi ci verrà il caro ombrellone, i costi, i consumi, più caldo, più energia, più consumi. Lei diceva del Fondo Monetario, ma c'è il CNA che dice conto da oltre 1.000 euro a famiglia. Più di 1.000 euro a famiglia non possono bastare, direi, per citare una battuta di una canzone. E la nuova stangata per le famiglie è vicinissima, se non proprio presentissima. Che dice, Presidente? Sì, purtroppo è così, perché poi lo sappiamo, a noi non fa mai piacere rilanciare queste stime che purtroppo sono realistiche, perché infatti si stima dai 1.000 ai 1.300 euro, poi è ovvio, queste sono delle medie, poi dobbiamo anche analizzare sulla composizione del nucleo familiare, perché non tutti quanti possono permettersi, è come un cane che si morde la coda, non tutti quanti possono permettersi degli elettrodomestici ad alta efficienza energetica e quindi è chiaro che quelli che sono i nostri consumi quotidiani con le bollette alle stelle vanno a appesantire ancora di più la bolletta che andiamo a pagare e quindi queste stime purtroppo, se non viene modificata la situazione attuale, ma il panorama purtroppo non è rosa, quello che sentiamo quotidianamente, insomma, il conflitto in Medio Oriente non sembra prossimo ad una soluzione. Tutto quanto sappiamo che gira intorno al petrolio e al gas, sappiamo anche, come giustamente diciamo prima, adesso parliamo di bolletta energetica, ma poi dopo caro ombrellone, perché tutte le merci transitano su gomma in Italia e quindi è chiaro che alla fine il cerino in mano rimane sempre al consumatore e quindi a questi aumenti poi dopo verosimilmente dovremmo andare ad aggiungere quelli dei prodotti alimentari, poi anche il carrello della spesa, come molte volte abbiamo fatto nella vostra trasmissione, Sì, ma così sì. come i carburanti, insomma, per cui è veramente drammatico il panorama adesso. Ecco, sul turismo cominciano già a profilarsi le prime stime, o perlomeno se non stime aspettative. Poi c'è sempre quel tema dell'overtourism, no? Ne abbiamo parlato anche con lei. Ecco, quest'anno il Codacons cosa stima? Come andrà questo turismo? Avete dei dati? Avete raffrontato con qualche altra organizzazione? Ma pesa molto l'incertezza per quanto riguarda il trasporto aereo, perché recentemente la Commissione europea ha deciso di fare un chiarimento su ciò che viene considerato come evento eccezionale e ciò che non lo è. E questo andrà a incidere sul riconoscimento dei diritti ai consumatori e ai passeggeri del trasporto aereo. È inevitabile quello che stiamo registrando, che parte dei consumatori quindi sposteranno quelle che erano le previsioni, l'organizzazione delle ferie dal viaggio in aereo al viaggio in traghetto piuttosto che in automobili. Il caro carburanti pesa inevitabilmente anche sul trasporto marittimo e stiamo già registrando alcuni aumenti in questo settore, idem i tagli delle accise che stiamo vedendo adesso che vengono prorogati di volta in volta. Mi ci dica un po' su questi tagli degli accise, voi state monitorando, mi diceva con il Codacons, no? Qual è il termometro sul taglio delle accise? Ma purtroppo mi spiace dirlo, da automobilista pendolare che ogni giorno fa decine di chilometri, non si percepisce questo taglio al distributore. Purtroppo i prezzi sono ancora elevati, il diesel sta sempre oltre i 2 euro, la benzina poco meno, anche il GPL per chi cerca di risparmiare insomma non sta scendendo, perché ad oggi
le famiglie si trovano in difficoltà anche a voler pianificare l'estate per cercare di contenere un po' la spesa. Ad oggi diventa difficile, per cui e tutto questo viene aggravato dall'incertezza determinata dalla situazione geopolitica, per cui noi cogliamo questa occasione per invitare i nostri amici ascoltatori a visitare il nostro meraviglioso territorio e ad aiutare in questo modo anche l'economia del nostro paese. Ci sono delle realtà favolose che meritano di essere conosciute e anche valorizzate. perché no, perché so che è Carascoda con i borghi italiani, no? Quindi le realtà più piccole. Esatto, mi dai l'opportunità di ricordare il premio Piccolo Comune Amico, con una manifestazione che noi ogni anno abbiamo l'occasione di celebrare per premiare le realtà al di sotto dei 5.000 abitanti che nascondono dei tesori che meritano di essere valorizzati, e noi cerchiamo di dare ulteriore visibilità a loro, facendoli partecipare a questo contest e dando i premi in modo tale da consentirci anche di magari scegliere una vacanza alternativa rispetto a quella che siamo abituati a fare. Ed ecco, 16:27, un minuto può bastare perché lei ha il dono della sintesi. L'Istat è a due facce, nel senso che ci sono due notizie, l'ho detto in apertura. Da una parte i segnali incoraggianti per la produzione industriale, che è cresciuta per la seconda volta consecutiva a marzo, registrando l'aumento dello 0,7 rispetto a febbraio. E non è poca cosa, visto che la nostra produzione industriale è davvero messa male. E poi però c'è dall'altra parte la flessione per i beni di consumo e per l'energia, una flessione che il Codacons oggi ha commentato subito con una dichiarazione rovente. Flessione per i beni di consumo. Sì, perché questa flessione è a due cifre e questo ci preoccupa, è la conseguenza di quanto è accaduto e sta accadendo a livello geopolitico, e purtroppo ad oggi non possiamo essere ottimisti, quindi l'unico augurio che possiamo fare a tutti quanti noi è che questa guerra finisca il prima possibile, in modo tale da poter pianificare meglio la prossima estate. E allora Presidente, sono 16:28, oggi sono puntualissima, la ringrazio della sua sintesi e noi ovviamente io l'aspetto quando vorrà, come vorrà, e a commentare le tante cose roventi dei nostri giorni e dell'estate che sta arrivando. Attenzione al Niño, Grazie, è sempre un piacere partecipare alla vostra trasmissione. In guarda e a presto. Grazie a Gianluca Di Ascenzo. E noi andiamo in pausa 16:28 e poi facciamo tanto rumore sulla geopolitica e state con noi perché alle 16:45 arriva il professor Nicola Petrosillo, gli chiederemo tutto e di più sull'antivirus. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Va ora in onda Rumore.
Di nuovo a te la linea, Alessandra. Grazie Natalia, la vita ha un brivido che vola via. Io do il ben ritrovato al nostro analista geopolitico con il quale ormai è consuetudine facciamo il punto della geopolitica quasi ogni settimana, sociologo dei fenomeni politici e giuridici, molto prezioso per noi, Francesco Petricone. Buon pomeriggio professore. Buon pomeriggio a voi. E allora, professore, lei lo sa, no? Trump è in Cina, è andato in Cina. Cosa strana, curiosa. Non ama molto la Cina Donald Trump, però ci è andato. E mentre l'aspettavo, leggevo un'analisi che è uscita proprio fresca sull'Imes, il magazine, la rivista della geopolitica molto famosa. Dice così: Pechino darà una mano con l'Iran, ma il prezzo è altissimo. E sì, perché Pechino sta sfidando Trump su Taiwan e i microchip, però punta ad una spartizione del mondo in nuove sfere di influenza, dice qui. Ma questa pace con l'Iran davvero passa per la Cina, professore? Cosa è andato a fare veramente Donald Trump in Cina? Ma innanzitutto è andato a realizzare degli accordi commerciali. Questo è il primo, aspetto sul quale stanno lavorando. Si è letto anche in queste giornate delle dinamiche che si intendono favorire. Da una parte le tariffe, aspetti tecnologici, sicuramente Taiwan, dall'altra favorire l'acquisto di aeromobili della Boeing, implementare Apple, anche il settore delle connessioni satellitari, tanto è vero che Trump si è portato dietro gli amministratori CEO delle compagnie che abbiamo citato, Boeing, Apple, Starlink e quindi Musk. Io non sono sicuro che l'Iran abbia bisogno in questo momento della Cina per concludere un accordo. L'Iran sta tenendo fronte ad una situazione che per Trump era inimmaginabile, non accenna a indietreggiare, retrocedere, ha dichiarato che non intende rinunciare alla sua proposta, quella per intendersi che Trump ha definito essere, valida solo in una misura minima, all'1%, perché si possa arrivare ad un accordo. Sicuramente il momento in cui Trump incontrerà con Xi Jinping si parlerà anche di questo, ma non sono sicuro che l'Iran sia esclusivamente nelle mani di Xi Jinping, anche perché ha dimostrato effettivamente di sapersela cavare da sola, con tutte le difficoltà economiche che sta affrontando all'interno, no? Quindi l'abbiamo citato anche altre volte, i parametri macroeconomici assolutamente minimali, la difficoltà di recuperare, di percepire contanti da parte dei cittadini. Però non dimentichiamo che come la Cina, l'Iran è uno Stato totalitario e quindi ha delle leve che uno Stato democratico non ha. Quello che decide lo Stato totalitario, decide lo Stato totalitario i cittadini fanno, nel senso che l'ultima repressione a dicembre ha portato decine, centinaia di esecuzioni e in questo momento non si accenna ad avere una protesta. Quello che doveva sembrare un regime changing in realtà non c'è stato. Ecco sì, come dice lei, è andato sicuramente a fare quello che lui sa fare meglio, no? Il tycoon, cioè a stringere accordi commerciali. Certo che riflettevo, Donald Trump è davvero fantastico perché riesce sempre a spostare l'attenzione e a trovare poi una via d'uscita, no? Nei momenti più difficili, nel senso che leggevo qui, ha detto, non vedo l'ora alla vigilia del suo viaggio di andare in Cina, di vedere Xi, quindi insomma riesce sempre a catalizzare l'attenzione con delle battute diverse da quello che il copione magari classico, no? Recita, e da quello che tutti si aspettano. Perché, professore, in America intanto i dati di Trump stanno comunque pesando sui consumatori americani e c'è una forte inflazione e i prezzi sono anche più alti, è inutile negarlo, mentre Walsh, non abbiamo fatto in tempo a commentarlo con Buddy Fox, è pronto a sedere sulla sedia della Fed, no? A ricoprire l'incarico pronto. Ecco, com'è la situazione interna, cioè i consumatori / elettori di Donald Trump, quelli che lo hanno votato, gli hanno sempre detto, come lei ci ha spiegato tante volte, noi vogliamo un America First, quindi occupati di questo. Come stanno questi consumatori / elettori? Stanno male, tanto è vero che dichiarano di supportarlo solo nella misura del
30% e forse anche meno in alcuni stati. Tanto che Trump, ormai siamo entrati nel semestre bianco delle elezioni di midterm, ha dovuto togliere le tasse federali sul prezzo del carburante che incidono in misura consistente proprio per abbassare, seppure temporaneamente, il prezzo del gallone. Stanno male perché comunque abbiamo sempre ricordato i 3 prodotti della loro base alimentare, come per noi spaghetti, pomodoro e parmigiana, cioè bacon, uova e cereali, sono aumentati, ma sono aumentati per il prezzo del petrolio. È vero che è aumentato anche la produzione, ma il consumo che gli Stati Uniti hanno di questo idrocarburo non è adeguato alla domanda. Quindi in questo momento Trump si trova in una situazione di grande difficoltà, tanto è vero che probabilmente, se avesse potuto, non sarebbe andato in Cina. Aveva già rinviato da marzo ad oggi, aveva iniziato fine febbraio questa aggressione che anche lì doveva durare non 3 giorni ma 7, e invece siamo arrivati ormai praticamente quasi oltre i 100 giorni, e quindi la situazione è abbastanza delicata. È abbastanza delicata. Alexa, parliamo di un altro versante, sempre caldo, che ci interessa moltissimo, che tutti stanno anche molto esaminando. Alexander Stubb, 58 anni, è il presidente della Finlandia dal 2024, è stato anche premier, ora ministro delle finanze e ministro degli esteri. In una intervista di ieri al Corriere della Sera dice: l'Europa si sbrighi a parlare con Putin perché con gli USA c'è un rapporto difficile, ma noi possiamo collaborare. Ecco, certo. È un invito, diciamo così, visto che adesso Putin forse non se la passa molto bene, cerchiamo di stringere per la pace. Cioè, siamo vicini alla pace, è possibile parlare con Putin per arrivare finalmente, dopo tutto questo tempo, ad una soluzione? Ma è possibile se il presidente del paese aggressore dell'Ucraina, recede da quello che ha fatto fino adesso. La sua indicazione di Schroeder come affidatario, mandatario dei colloqui di pace non è credibile, perché sappiamo che cosa legava e quali incarichi l'ex cancelliere tedesco aveva con Putin, probabilmente ancora adesso. Quello che diceva appunto il presidente della Finlandia è che è necessario naturalmente interloquire, ma interloquire non nella maniera che si aspetta Putin, cioè non quella di recedere invece da questo punto di vista dell'Unione Europea da una situazione che la Callas ha ricordato anche oggi è insostenibile. Continuano ad essere deportati decine di migliaia di minori ucraini senza che se ne sappia il destino, continuano i bombardamenti. Stanotte i nostri allarmi, perché io sono collegato con l'allarme su Kiev, è suonato incessantemente dalle 2 fino alle 6 del mattino, e quindi Putin adesso manifesta disponibilità. Per la prima volta, invece di chiamarlo dittatore nazista, lo chiama presidente Zelensky, perché si rende conto che non può andare avanti. I famosi Flamingo, cioè questi missili che gli ucraini si sono costruiti da soli, in questo modo senza sottostare al gioco del ricatto statunitense, perché Trump all'inizio gli ha intimato di non usarli, ora sono i propri missili e li hanno scagliati a migliaia di chilometri dall'Ucraina. Quindi Putin non recede, ma manifesta finta disponibilità, a mio giudizio, perché si trova in difficoltà. Non parliamo della situazione economica interna e anche della situazione dei suoi oligarchi che lo appoggiavano. Nelle foto che erano state diffuse nel corso di questi giorni del 9 maggio, a fianco a lui c'erano anziani generali, non si sa con quali ruoli, quando in passato erano presenti tutti gli oligarchi che lo sostenevano. In questo momento sembra che lo abbiano abbandonato tutti. Infatti continuo a citare Alexander Stubb, che dice così: in Ucraina ci sono 3 scenari possibili, non di più. O la guerra continua, o si fa una tregua e poi un accordo di pace, e una delle 2 parti collassa, probabilmente potrebbe essere la Russia. Lei concorda con questo scenario? Sì, io credo che lo scenario più plausibile in questo momento sia il terzo, perché la Russia si trova in una posizione
in cui non si è mai trovata, alla vigilia di grandi rivoluzioni. La rivoluzione diciamo di ottobre derivava da una sconfitta dell'impero zarista, la successiva fase alla fine degli anni Ottanta derivava dalla sconfitta del Partito Comunista e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, e in questo momento questa è per Putin un'altra sconfitta. Perché ecco, infatti lui dice è il tempo di nulla, iniziare continua ad alzare la diciamo asticella, ma si deve appoggiare a Trump per avere un cessate il fuoco, perché sennò gli mandavano i missili sulla Piazza Rossa. chiaro, e infatti Sube dice sì, è arrivato il tempo di cominciare a parlare con la Russia. Ma in tutto questo l'Europa che palla ha toccato fino ad ora e che palla sta toccando? L'Europa è un motore diesel, è un maratoneta, non possiamo aspettarci lo sprint del dittatore o di uno Stato totalitario. È un'unione internazionale e sovranazionale a base regionale, lo ricordiamo sempre, quindi si riferisce a paesi che possono entrare dall'Oceano Atlantico, costa occidentale, agli Urali, costa orientale, ma si muove con l'accordo di tutti gli Stati membri. In questo momento l'accordo è quello di perseverare nelle sanzioni, e questa perseveranza sta portando i frutti, perché è quella che ha annichilito l'economia russa, è quella che ha costretto la Russia a cercare nuovi mercati, soccombendo perché il prezzo del petrolio adesso è sui $100 e invece la Russia lo vende ai suoi, tra virgolette, partner della BRICS, che doveva essere questa alter ego del G7, a $20-30 al barile, e quindi si trova in una situazione assolutamente disastrosa, come ha ricordato la Callas, tanto oggi lo ha ricordato dopo la riunione del Consiglio, tanto che si trova nella situazione di dover togliere internet a tutti i cittadini, così come succede in Nord Corea, così come succede in tutti gli altri stati totalitari. Ecco, sto vedendo un'ultima notizia, un'ultima ora. Iran, la guerra in diretta, dice la CNN. Trump valuta nuovi raid, sempre per rimanere sulla guerra e ritornare da dove siamo partiti, alla guerra in Iran. Teheran dice se gli USA ci attaccano di nuovo arricchiremo uranio al 90%, perché adesso il terrore, la paura, che anche l'Iran, soprattutto l'Iran, solo l'Iran sta innescando, si chiama uranio. Abbiamo da aver paura di questo? Dobbiamo aver paura di questo? L'accordo che fece Obama nel 2015 era proprio per limitare l'arricchimento al 3%, loro sono arrivati al 60%, dopo che nel 2018 Trump, seguendo gli input di Netanyahu, recesse da quell'accordo per cercare di indurli a una situazione di maggiore trattativa. Da quel momento l'Iran ha cominciato ad arricchire l'uranio, non sappiamo in che modo, lo ha seppellito, si dice a centinaia di metri sottoterra, tanto in profondità che non si riescono neanche ad intercettare, con i vari mezzi potenti che l'esercito americano, le forze armate americane hanno, dove si trovino. Quindi sicuramente c'è questo rischio, perché, ripeto, in quello Stato totalitario che da 50 anni governa quel paese, la parte dell'establishment è unita, che se ne dica, probabilmente Trump tratta con la terza linea rispetto alla guida suprema che è succeduta al padre. Però in questo momento sicuramente chi ha il pallino in mano sembra essere l'Iran, non gli Stati Uniti. Professor Petricone, la ringrazio moltissimo, sono le 16:44, siamo in tempo davvero reale e l'aspetto a presto per commentare, cercare di capire, entrare sempre più dentro quello che sta accadendo e per avere anche meno paura noi, per tutelarci in tutti i sensi. Grazie. Grazie a voi, a presto. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Grazie cara Natalia, si chiama antivirus e ci sta già
Terrorizzando, è panico. Oggi tutti i maggiori giornali mainstream, quindi come lo chiamiamo noi, hanno titolato in prima pagina sull'antivirus. E beh, il panico c'è perché noi, dopo la batosta del Covid, del coronavirus, insomma, non possiamo più sentire certe parole, determinate parole, il lockdown, per esempio, le mascherine, il virus che ci può terrorizzare, che ci può far male. Abbiamo un'allergia. E beh, questo va detto. Ma dopo il Covid siamo davvero capaci di distinguere a questo punto tra quanto è paura e quanto invece è vera emergenza? Ed è per questo che io ho chiamato uno dei massimi esperti di infettivologia, il professor Nicola Petrosillo, infettivologo del Policlinico Campus Biomedico. Buon pomeriggio, ben ritrovato professore. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Eccoci, ci ritroviamo. E l'antivirus, leggo un'ultima notizia, professore, che lei avrà sentito sicuramente: 25enne calabrese sintomatico è stato trasferito allo Spallanzani di Roma. L'OMS conferma 11 casi ed è grave un francese. Allora, le domande ora sono tante, ci sarebbero 11 casi sospetti, ma solo 9 diciamo è la conferma proprio esatta, però sarebbero 11 casi sospetti. Un uomo è morto a bordo della nave l'11 aprile, il corpo è stato sbarcato 2 settimane dopo, tutto comincia così, la nave ha fatto tappa a Sant'Elena, la moglie è scesa anche lei a Sant'Elena, ha preso un aereo per il Sudafrica dove poi è morta in ospedale il 26 aprile e tutto questo comincia da un piccolo roditore, un topo. Quindi questo sarebbe il virus del topo. Che cosa sta succedendo e soprattutto come un piccolo roditore del Sud America può passare, come fa questo piccolo roditore a passare il virus all'uomo, professore? Allora, stiamo parlando di un virus conosciuto da più di 30 anni. Un virus, sto parlando del virus Ande perché gli antivirus sono conosciuti anche da prima, è un virus che appartiene a una famiglia di virus che causano fra l'altro delle febbri emorragiche. È un virus conosciuto, ci sono stati dal 95 a oggi ben 3.000 casi notificati di questo virus Ande. Come fa? Il virus è trasmesso dal topo. Il topo in alcune aree del mondo, stiamo parlando del Sud America, Argentina, Cile, ma anche in America, il topo alberga il virus senza avere conseguenze per se stesso, peraltro, lo alberga e lo elimina con le urine, con le feci, con le secrezioni. Ora, star lì nelle zone in cui queste secrezioni, queste urine sono presenti, come probabilmente è successo a quell'esploratore che è sceso dalla nave e è andato a fare il bird watching in una zona che è definita come discarica. Una pessima idea, professore, devo dire una pessima idea in una battuta. Idea. E quindi la trasmissione è avvenuta. Il punto è che questo virus ha già fatto lo spillover sarebbe il salto di specie, in che significa che una volta trasferito dal topo all'uomo, cosa possibile, perché fare quelle robe lì, insomma il rischio c'è, poi però questo virus ha la capacità di trasmettersi da uomo a uomo, cosa che diciamo rappresenta un po' la preoccupazione, perché chiaramente siamo reduci dal Covid, abbiamo paura. Ora c'è da dire che questa possibilità di trasmissione comunque è molto limitata, non è la trasmissione del Covid, è associata a persone che hanno avuto un contatto molto stretto e ben vicino, documentato. La via aerea, quella della diffusione nell'area, in grandi aree, in stanze, è molto, molto meno importante, addirittura non ci sono evidenze chiare, ma non si può neanche escludere, ma comunque la capacità di trasmissione attraverso questa via è molto più limitata, tant'è che questa è la grande differenza col Covid, per cui insomma sì, è vero, dobbiamo essere sempre molto, però l'OMS, i CDC europei hanno valutato un rischio molto basso per la popolazione generale dell'Europa, perché proprio questa via di trasmissione è molto limitata, ma la vicinanza, questo sì, vivere nella stessa stanza, nello stesso letto, come è successo per quella coppia
appunto il primo è stato l'esploratore, poi la moglie si è ammalata e hanno avuto una trasmissione da persona a persone Ecco. in partner intimi, persone che condividono uno spazio per dormire, Certo. occupano posti in comune, insomma lì il problema c'è. Allora a questo punto diciamo subito una cosa, che non è che sia stato gestito bene su quella nave questo episodio, anzi devo dire che secondo me qualche errore è stato fatto. Quindi professore, provo a sintetizzare, mi corregga lei se sbaglio, abbiamo capito che bisogna stare ovviamente in ambienti bonificati e non nelle paludi, diciamo così, lo dico un po' in maniera più trash, quindi dobbiamo stare in ambienti sani, non dobbiamo avere contatti con questi animaletti che insomma non sono certo puliti in questo senso, che il contatto si può avere da uomo a uomo ma che è anche limitato, è così professore? Quindi primo punto, perché qui l'allarme è stato... In Italia non c'è questo virus, ecco, noi dobbiamo non c'è, chiaro, ecco. Questo virus in Italia non c'è, quindi già di un virus che circola in Italia, circola in quelle aree del mondo che abbiamo visto, in Sud America, ecco, insomma. Perfetto. Quali sono i sintomi, professore? Così facciamo proprio la scaletta, no? Cerchiamo di tranquillizzare tutti dal panico, perché qui c'è panico, e dove c'è panico ovviamente poi si possono commettere, lei mi insegna molti errori, no? Quindi quali sono i sintomi? Allora, stiamo sempre parlando di persone che hanno acquisito il virus in quelle aree del mondo. Certamente. Allora, nel caso in cui, perché qui non c'è, quindi questo è un paletto fondamentale. Gli antivirus sono divisi in due grosse famiglie, che sono quelle dell'America, questo Ande fa parte dell'America, che causa una sindrome respiratoria, e quelle invece balcaniche e del sud-est asiatico, e di queste ce ne sono 100.000 casi, che causano una sindrome renale. In questo caso è un virus che si trasmette all'uomo, ma l'uomo non è in grado di trasmetterlo ad altri uomini. Quindi parliamo della forma respiratoria, quella sudamericana. Diciamo che la sintomatologia all'inizio è abbastanza specifica, all'inizio compare cefalea, febbre, tosse. Quello che è interessante è che sin dall'inizio c'è diarrea. C'è diarrea perché i recettori di questo virus stanno non solo nell'intestino, non solo nel polmone, ma anche nell'intestino. Ecco, nei casi di questa nave, nelle prime 24-48 ore si è visto un rapido peggioramento del quadro clinico, con uno stato di shock, con uno stato di compromissione dei vari organi, insufficienza respiratoria acuta e poi una sindrome, una polmonite grave, caratterizzata da insufficienza respiratoria, progressione molto grave. Ecco, questi sono la sintomatologia di persone gravi. Poi ci sono tante persone che magari l'acquisiscono e sono asintomatiche. Ecco, quanto tempo può passare, mi chiedono, tra contagi e sintomi, quindi a parte il caso della nave che è stato molto più veloce vista la gravità della cosa? Allora, l'incubazione è da 1 a 6 settimane, che significa che se io oggi acquisisco il virus lo posso manifestare fra una settimana o fra 6 settimane, e questo giustifica il fatto che queste persone che hanno avuto contatti con persone infette, quindi sono sotto osservazione, l'osservazione dura fino a 6 settimane, perché è possibile anche 6 settimane. Chiaro, professore. Allora, siccome da un po' di giorni, e specialmente oggi è proprio davvero la giornata del terrore, si parla di epidemia, di pandemia, si comincia a parlare già di lockdown, di mascherine, insomma noi siamo tutti molto terrorizzati e non ci piacciono queste parole, contrarissimi come siamo. Già parliamo di lockdown energetico e non è assolutamente una bella cosa. E ora dobbiamo sentirci di nuovo. Certo, c'è il piano del governo, ovviamente, perché il governo ha un piano per non rimanere, diciamo così, in attesa come è successo, no? Impreparato come è successo per il Covid. Possiamo stare tranquilli? Dobbiamo aspettarci un'epidemia, una pandemia? Ecco, per essere proprio chiari, perché lei ha davvero il dono della chiarezza e ci può meglio di tutti chiarire e anche tranquillizzare. Certo. Allora, a tutt'oggi il rischio, dicevo prima, è molto basso, nel senso che non c'è questo rischio. Innanzitutto non c'è una pandemia,
c'è un focolaio ristretto in poche persone. Poi ripeto, già ci sono stati casi di questo genere. Nel 2019 in Argentina ci fu un'epidemia analoga in un pranzo di nozze in una zona rurale con 34 commensali che si beccarono questo virus e ne morirono 11. Quindi siamo qui il 33%, come in questo caso, su 9 casi ne sono morti 3, quindi il 33%. Quindi ci siamo. Ma quello che caratterizza questi focolai epidemici è il fatto che si autolimitano. Certo, se ci sono contatti in giro per il mondo poi vanno tracciati, vanno controllati, perché questi potrebbero teoricamente essere dei casi e trasmetterlo. È quello che si sta facendo. Perfetto, quindi la prevenzione, professore, in una parola, è nel non andare, lei mi dirà, nelle aree diciamo non bonificate. Mi sbaglio? Prevenire cosa significa in questo caso? Diciamo, bisogna sempre cercare di evitare zone, e comunque essere consapevoli che in quelle zone c'è un rischio di questa natura. Non è che purtroppo, voglio ricordare insomma, che la moglie di Gene Hackman, il famoso attore, che viveva in una casupola in campagna col marito, lei aveva 65 anni, lui 95, l'hanno trovati tutti e due morti perché lei in campagna si era presa l'antavirus ed è morta e il povero marito 95 anni non poteva essere accudito e quindi è morto di inedia. Quindi insomma vivere in situazioni estreme può essere pericoloso e non fa bene. E allora io la ringrazio davvero moltissimo, professore, perché lei mi pare di capire che ci ha molto molto tranquillizzato, non siamo di fronte ad una nuova pandemia, mi pare di aver inteso, e cerchiamo, io credo, di distinguere tra allarme e panico. È d'accordo, professore? La lezione del Covid forse deve servirci a questo, però dica lei ovviamente la parola finale. Sì, dico la parola finale, che bisogna essere molto attenti perché questi casi vanno ben studiati, vanno tracciati i contatti, va fatta la quarantena, vanno delimitati, ma non è la pandemia Covid, questa è una situazione diversa, con un rischio di trasmissione diverso e con una capacità di espansione diversa. Perfetto, chiarissimo, grazie professor Petrosillo, grazie moltissimo e ci risentiamo, ci rivediamo prestissimo. Grazie a voi. A presto, buon pomeriggio. Saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, spero un pochino di tranquillità, di serenità, godetevi questo pomeriggio, questa serata, buona settimana e ci vediamo se volete martedì prossimo. Pop Economia Rumore, ciao a martedì. Avete ascoltato Pop Economia.